Ultima prova di eliminatorie per questa edizione 2023 del Tommaso Grassi Award Super Frustino. In 10 al via, 1 Giamaica Ferro, 2 Cebreno degli Dei, 3 Cesare MG, 4 Derrick FKS, 5 Brooklyn Lux, 6 Zola Key, seconda fila 7 Clelia Dark, 8 Cadillac Griff, 9 Becoming, 10 Back on Top. Brooklyn Lux in 1 metro al comando nei confronti di Cebreno degli Dei, che si piazza secondo avanti a Giamaica Ferro, mentre di fuori rimane Cesare AMG. Ha sbagliato Giamaica Ferro, c'è la rottura di Becoming. Numero 1 Giamaica Ferro corda, squalificato, Cesare numero AMG. 9 Becoming squalificato. Rimane allo scoperto Derrick FKS, che non sarà buon viatico per coloro che vengono da dietro, in particolare Zola Key, che si trova in seconda pariglia. Ultimo al largo è Back on Top. 400 metri in rallentamento drastico per Brooklyn Lux, 29,5 i primi 400 metri di corsa, ma ora si va piano. Brooklyn Lux in vantaggio, Cebreno degli Dei nella sua scia. I primi due sono anche i leader della classifica provvisoria, che così menano le danze a piacimento. Si mantiene terzo per le speranze di Federico Esposito Cesare MG. Mario Minopoli naviga al largo con Derrick FKS, pariglia per Maurizio Cheli con Zola Key, che marca le mosse di Back on Top, tende a spostare ora quando siamo a 700 metri dalla conclusione, un giro in più di 1 minuto. Brooklyn Lux che sta andando molto piano per la categoria. Cebreno degli Dei è sempre nella sua scia, ha interesse a portare a casa più punti possibili. Ovviamente Maurizio Cheli, che ora muove in terza corsia con Zola Key, cerca di aggirare Derrick FKS, che però coraggiosamente si lancia Numero al largo. Ha 10, sbagliato Back on Top, lungo lo steccato squalificato. tutti gli altri. 1,29, 8 3/4 di miglio, è sempre in vantaggio a fermare Brooklyn Lux nella sua scia. Cebreno degli Dei cerca da correre Cesare MG, che però trova quelli davanti che gli sbarrano la strada, cerca di muovere anche Cadillac Griff. La retta d'arrivo per Brooklyn Lux, che sta accelerando, prova a spostare Cebreno degli Dei, è in vantaggio Brooklyn. Cebreno che attacca, si difende Brooklyn da Cebreno, che attacca con decisione, lotta strenua fin sul palo, è strettissima. Al terzo posto poi Cesare MG, che precede Cadillac Griff, e quindi al quinto posto finisce Clelia Dark. 28,9 la chiusa, bisogna andarla a rivedere perché è arrivato fortissimo Cebreno degli Dei, o forse è calata Brooklyn Lux. I due testa a testa fin sul palo. Probabilmente Brooklyn Lux si difende da Cebreno degli Dei. Roberto Vecchione, che si è salvato di un baffo. Alessandro Gocciadoro al training, la prima uscita della figlia di From Above, che porta in pista i colori dell'azienda agricola Biasuzzi. A vittoria di Brooklyn Lux, pur soffrendo e non poco nel finale. Corre benissimo Cebreno degli Dei, che fa il secondo posto. Sono loro due ad accaparrarsi le prime due posizioni, con Roberto Vecchione che dovrebbe avere scavalcato in classifica Vincenzo D'Alessandro e quindi andrà a scegliere per primo, mentre al terzo posto finisce a bomba il numero 8 di Cadillac Griff, che precede ancora Cesare MG. Dovrebbe essere quindi ancora al terzo posto Maurizio Cheli per andare in finale. Questo ovviamente tutto provvisorio. La vittoria di Brooklyn Lux, Roberto Vecchione, Alessandro Gocciadoro, l'azienda agricola Biasuzzi.